Nel 2015 Nordbest Award diventa un doppio premio dedicato allo sviluppo internazionale delle imprese. Ideato da GCMP, società di consulenza di Asolo, e da Cimba Italy, business school americana con sede a Paderno del Grappa, a Treviso, Nordbest Award mette in relazione gli attori della scena economica, creando nuove relazioni tra le eccellenze del territorio, formazione, consulenza, mondo dell'informazione e tessuto imprenditoriale. Per questo il premio si è sviluppato sui due filoni del concorso giornalistico Storie di imprese e le PMI nella sfida internazionale, che è patrocinato dall'Ordine dei giornalisti del Veneto e da Unindustrie Treviso, e del premio al miglior progetto di sviluppo internazionale per una PMI realizzato dai partecipanti all'MBA di Cimba Italy. Quest'anno Nordbest si sviluppa su due filoni. Da un lato viene riproposto il premio per i giornalisti, dall'altro riprende quello che era stata la forma originaria, cioè il premio per il miglior progetto di sviluppo internazionale. Credo che questo sia un arricchimento reciproco, perché da un lato si lavora con le PMI per fare vedere loro degli esempi concreti di come si possa affrontare un mercato internazionale, dall'altro si lavora con loro dando altrettanti esempi concreti e di eccellenza di come l'abilità dell'impresa stia anche nella sua capacità di comunicare le cose di valore che l'impresa fa. 12 partecipanti all'MBA di Cimba Italy, provenienti da Stati Uniti, Nigeria, Vietnam e Italia, divisi in gruppi di lavoro, hanno realizzato progetti di sviluppo internazionale assieme alle aziende Zepa di Pianezza, in provincia di Vicenza, Inflex di San Giovanni al Natisone, Udine, Alte Vie Technologies di Villorba, Treviso, Assicurazioni Generali SPA di Mogliano Veneto, Treviso. Il Nordbest Award è una sfida tra gruppi di ragazzi provenienti dal Cimba, una scuola di specializzazione per laureati provenienti da tutto il mondo, che hanno effettuato un progetto in un'azienda veneta. Si tratta di aziende piccole, medie ed anche grandissime. In questa sfida essi hanno affrontato un problema dell'azienda oppure una variazione organizzativa e l'hanno affrontata mettendoci la loro esperienza inesistente, ma tutto il loro entusiasmo e tutta la loro creatività. È stato bello valutare questi progetti, è stato bello vedere le soluzioni che hanno trovato e le proposte che hanno fatto all'azienda. There's no doubt that the crisis has been a challenge for entrepreneurs, not only in Italy but all over the world. Here in the Veneto in particular, we see that the entrepreneurs have always been more flexible due to their size and due to their mentality. Good examples are the companies that are working with us on the consulting projects for our students in the MBA. Adjusting to this environment, being able to be flexible and adaptable to the kinds of challenges that it presents, it's quite rewarding to watch the companies in the Veneto survive but also thrive. Going forward, I see great things for the Veneto entrepreneur. I'm very pleased that our students get the opportunity to learn from people that have those kinds of abilities and those kinds of skills, because it's going to serve them very well. L'economia veneta è ripartita ed è ripartita anche questa volta grazie alle PMI, ma non tutte le PMI, soprattutto le PMI che esportano all'estero. Pensate, l'export italiano ha raggiunto nel 2014 i 400 miliardi di euro e il Veneto su questi 400 miliardi pesa per il 15%. Quindi economia veneta in crescita grazie alle PMI che esportano. Per Cimba essere al Nordbest è naturalmente una cosa molto importante, perché ci dà l'opportunità di mettere in vetrina quelli che sono i nostri studenti, ma nello stesso tempo anche di far vedere come una realtà come Cimba può integrarsi nel territorio e può dare degli spunti alle imprese che ci sono qui sul territorio e naturalmente anche dare delle opportunità lavorative ai nostri studenti. Vincono Nordbest Award 2015 Marisa La Greca, Stati Uniti, e Alberto Rizzetto, Italia, per il progetto di consulenza realizzato per Zepa SPA. The largest takeaway I've had from this experience was really getting experience from the people I worked with,
Alberto, my partner, was a huge example of what to do in a company and how to interact with people around you, and he really showed innovative ideas with a lot of energy to back it up. And as well with Filippo Rossi, he was a great leader that really was a great example of how to be a role model in a company and motivate the people and employees around you to share the same goal and have the same ambitions as a company culture. Posso dire che l'azienda alla fine preme molto per cambiare, è un'azienda che si vuole innovare, è un'azienda che vuole giocare alla fine in una platea internazionale, per cui c'è tutto un processo che è stato portato avanti per trasformare metodi e strumenti alla fine per poter essere competitivi e quindi far bene in un contesto più ampio alla fine del Veneto, quindi essere legato alle proprie radici, alle proprie tradizioni, ma anche sapersi proporre in maniera efficace, in maniera efficiente fuori dall'Italia. Zepa produce piani cottura per cucine e oggi è parte di un gruppo internazionale. In seguito alla collaborazione con i giovani consulenti è giunta ad un nuovo modello di business basato su un rinnovato flusso delle attività con l'ottimizzazione di tempi e procedure. Come cambierà il vostro modo di fare impresa dopo l'esperienza con il team Cimba? Sicuramente dopo l'esperienza con il team Cimba il nostro modo di fare impresa si aprirà sempre di più in ambito internazionale. Abbiamo acquisito una nuova metodologia per essere più efficaci nelle nostre offerte, saremo quindi più veloci, più precisi e quindi più attenti alle richieste di un mercato che ci vuole sempre più veloci. Nordbest Award, concorso per giornalisti, è alla seconda edizione. Come vede evolversi questo premio all'interno del giornalismo veneto? Nella valorizzazione di tanti talenti, soprattutto giovani, che stanno crescendo nel mondo dell'informazione. Quando dico mondo dell'informazione dico tutte le piattaforme come questo premio dimostra, carta stampata, televisione e web. E deve accompagnare una crescita professionale della categoria che a sua volta deve camminare insieme a un Nord-Est che sta cambiando radicalmente e quindi richiede qualità, competenza, visione e devo dire anche passione. Quello che questo premio, questa volta in particolare, ha dimostrato. Gli articoli in concorso quest'anno evidenziano soprattutto due aspetti. Il primo è lo spirito imprenditoriale della gente veneta. Il secondo è il successo che hanno avuto le aziende che hanno puntato sul mercato globale. Quando leggo un articolo di un quotidiano, di un periodico, mi piacerebbe essere sorpreso da quello che leggo, in particolar modo dagli articoli che trattano temi economici. Non è sempre così, occorre essere franchi. Spesso alcuni di questi articoli che raccontano la vita delle aziende assomigliano troppo a dei dépliant di presentazione delle aziende stesse. Io credo invece che il giornalista dovrebbe raccontare di più la vita delle aziende, dovrebbe raccontare i rapporti che l'azienda intrattiene con il territorio, con la società, dovrebbe raccontare la sofferenza quotidiana nell'individuare delle novità, cioè creare prodotti innovativi, soluzioni innovative nei suoi rapporti con l'università. Ecco, io credo che tutto questo potrebbe essere molto più interessante di altre forme di giornalismo. Il premio Nordbest 2015 va alla giornalista Serena Gasparoni, collaboratrice della Tribuna, per il suo articolo dal titolo HK, il Made in Treviso che cresce a colpi di spazzola. Perché ha scelto di parlare di questa impresa? Perché è un'impresa che da oltre 150 anni opera in provincia di Treviso e produce le sue spazzole. Ha iniziato con delle spazzole per cavalli, poi ha declinato questo oggetto in tutte le varianti possibili e dall'inizio degli anni 90 produce anche fragranze per il corpo, creme che esporta in tutto il mondo. Infatti è stata scelta da Turkish Airways e i suoi prodotti vengono distribuiti nella prima classe, vengono regalati ai clienti e anche nel palazzo del Sultano dell'Oman. Come giornalista lei incontra spesso gli imprenditori. Che quadro del Nord-Est vince dalla sua esperienza? A luce e ombre, cioè che
Forse non ha voluto mettersi in gioco e si è fermato, però invece c'è chi ci sta provando e forse l'ha capito anzitempo, molto prima della crisi, puntando all'internazionalizzazione, a diventare un'azienda globale, sta sicuramente dando i suoi frutti. C'è un messaggio che Nordbest Award lancia a giornalisti da una parte e a delle imprese dall'altra? È quello di camminare con ottimismo su questa strada. È una strada difficile. Il Nord-Est ha subito, come il resto dell'economia del mondo, uno tsunami che l'ha cambiata e trasformata radicalmente. Però chi ha saputo interpretare la fase di innovazione, di ricerca, di cambiamento, di globalizzazione, può guardare avanti. Chi è rimasto indietro ha maggiori difficoltà. Però con queste componenti insieme, e noi per la parte giornalistica dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo guardare nella direzione di una crescita. È un premio veramente bello questo, soprattutto perché mette in risalto aspetti positivi della società, dell'economia, della realtà veneta in particolare, ma poi del Veneto inserito nella mondialità. Vedete, il giornalismo è una strana disciplina, è attentissimo all'albero che cade, ha grandissime difficoltà nel cogliere il respiro della foresta che cresce. Bene, questo premio, questa iniziativa, questo stare insieme attorno al tema dell'impresa, è anche un tentativo, secondo me, è anche una conferma che si può cogliere anche il respiro della foresta che cresce.